Innanzitutto buonasera a tutti. Anch'io pensavo che questo incontro era un incontro più operativo, perché la questione qual è? È stato fatto un lavoro dalle organizzazioni di categorie, dalla CNA, dopodiché si chiede di conoscere che cosa ne pensano i parlamentari e qual è l'impegno che vogliono assumere, perché siete riusciti a sviluppare a sviluppare un disegno di legge che già la Giunta ha fatto proprio, dobbiamo vedere le cose che già sono state fatte, e dopodiché ora inizia l'iter di adozione del Parlamento. Ci siamo? Quindi la CNA insieme alle organizzazioni di categorie si chiama i parlamentari del territorio e gli dice: voi che intenzione avete di fare? Ci siamo? E questo è un atto che conosco e che lo condivido al 101%, tranne nei primi due articoli ci sono dei dubbi che mi devo andare ad approfondire. Non a caso sono qui, perché oggi, lunedì, noi parlamentari siamo chiamati, abbiamo tutta una serie di incontri, abbiamo fatto delle scelte, io ho fatto una scelta, essere qui, perché riteniamo prioritario rispetto a tutte le cose che c'erano oggi, lunedì, in provincia, che qua si parla per davvero della vita, di una parte della vita delle nostre famiglie e dei territori. Ho le idee chiare e non devo dare nessuna dimostrazione di vicinanza a queste tematiche, perché già da sindaco, per quello che potevo, io lo condivido. Quindi tutto, le uniche perplessità riguardano l'Ureca, perché, attenzione, la norma che ha accorpato Ragusa, Enna e altre città minori ha comportato poi che per firmare il dirigente, noi siamo accorpati con Siracusa, il dirigente a Siracusa, per firmare poi una pratica dobbiamo aspettare che arriva il dirigente di Siracusa e a volte 3-4 giorni rimaniamo bloccati. Quindi su questo mi servono una serie di garanzie, ci servono nell'interesse degli amici delle imprese, non nell'interesse mio, perché quando si blocca una gara per una settimana, per 5 giorni, perché manca il dirigente che non può firmare, che non c'è, e io non lo dico a caso, lo dico perché questo è successo, e ovviamente io qualche problema me lo creo. Non è sufficiente la motivazione adotta nella delibera, che è quella là del risparmio. Il risparmio a me può star bene solo se non c'è un appesantimento dell'iter burocratico, perché altrimenti il risparmio non ne ho che cosa farne. Se io devo risparmiare un dirigente ma devo avere delle difficoltà nel territorio per le gare, non è un servizio. Oggi la priorità per questo tipo di servizi non è il risparmio, è la velocizzazione delle procedure di gara ed è la velocizzazione di tutto l'iter. Quindi non è il risparmio la priorità. Quindi siccome sono abituato a dire sempre quello che penso, ma chi mi conosce lo sa, io ho solamente questo dubbio, voglio alcune garanzie in merito a queste mie riflessioni per quanto riguarda i primi due articoli. Così come l'Ureca non può rimanere a Lumicino con 4-5 dipendenti che hanno una marea, siccome è l'unica stazione appaltante fino a quando non andiamo a modificare tutto quello che serve, e lì non siamo tutti stessi, tutti uguali. Lì sicuramente Orazio è importante il ruolo del deputato di maggioranza, come potevo avercelo io quando nella scorsa legislatura, perché gli dobbiamo fare capire all'assessore che abbiamo bisogno di personale. Io vi invito a farvi una passeggiata all'Ureca, vi muore il cuore. 4-5 dipendenti che non possono andare neanche in piedi, e se se ne va uno che è malato si blocca una procedura di gara, una gara di 5 milioni di euro o anche di più. Non è possibile che una comunità come la nostra non se lo può permettere questo. L'edilizia
ovviamente è il fermo dell'edilizia, si tira tutto il comparto della piccola e media impresa. Cioè la crisi dell'edilizia, lo dice uno che ci ha messo sempre la faccia, no? Cioè che molti ce lo siete dimenticati, però io su questo ci ho messo sempre la faccia prendendomi non denunzie, ma denunzie diverse, non condanne, perché condanne non ho potuto prendere da parte di nessuno, una filiera che si ferma nel piccolo e medio imprenditore per riuscire ad andare oltre, anche perché alcuni passaggi vedete che siete stati disattenti. Cioè noi nel 2015, proprio per far riprendere questa filiera, Presidente, abbiamo fatto una norma sui centri storici, perché l'unica edilizia che ci può essere è l'edilizia legata ai centri storici. L'unica, i centri storici stanno crollando e nessuno ci può andare a vivere, perché fino a quando l'edilizia non qualificata, prima non si poteva demolire, nessuno poteva andare ad abitare in alloggi di 3-4 piani per 5 metri, per 4 metri. Questa era la norma fino al 2015. Ci fu un deputato di questa provincia, di Pasquale, e presentò una norma che prevede la demolizione e la ricostruzione. Non solo, nella norma poi abbiamo aggiunto anche la possibilità di fare i piani costruttivi. Siccome fuori non si può fare più niente e non conviene neanche, perché il costo di 1 metro quadrato ormai fuori è impraticabile rispetto all'intervento dei centri storici, abbiamo previsto anche la possibilità di fare i piani costruttivi dentro i centri storici per norma. No, questa è norma ed è possibile, ma nel frattempo che non ci pensate a tutto questo, perdete voi l'occasione di intervenire nei centri storici, perché la norma è stata fatta, però i comuni non si sono adeguati tutti, perché i comuni dovevano fare il piano per individuare l'area e non l'hanno fatto. Sì, ma non è sufficiente per così, ci ha messo a far mancare l'aria. No, chi è l'organizzazione, perché la politica vi ha dato la norma, cioè la politica vi ha dato lo strumento e vi ha dato lo strumento. Oggi l'unica economia che si può sviluppare, caro Presidente, e mi dispiace se questo non lo capite, l'unica economia legata all'edilizio che si può sviluppare è legata a quella legge. E lì che cosa serve? Lì serve fare pressioni nei comuni. Non è possibile che in provincia di Ragusa solamente il comune di Modica ha sviluppato il piano della legge del 2015. Non è possibile. Se noi Presidente assieme iniziamo, io rifarò una battaglia politica su questo racconto finanziario, perché siccome sono scaduti i termini, cosa diceva la norma? La norma diceva che i comuni avevano un tot di tempo molto lungo, gliel'abbiamo dato, per fare questo piano dove fare gli interventi, no? Perché ovviamente il centro storico è una realtà molto delicata, non è che si può intervenire ovunque, e avevamo previsto l'individuazione da parte dei comuni delle aree. Allora i comuni non l'hanno fatto, pochissimi, quindi io interverrò, e Orazio, se questo mi dai una mano, mi può fare solamente piacere, ti immagino, chi se problemi concreti che portano un risolto, perché appena noi ci mettiamo in condizione di intervenire alle piccole e medie imprese, nei centri storici, a demolire tutta una serie di antenari che non servono a niente, che non ci può dire abitare nulla, e gli diamo la possibilità, come prevede la norma, di fare demolizioni e accorpamenti e livellamenti, perché è questo che ha previsto la norma. 7 articoli ci sono. L'ho fatto una persona semplice, così come sono io, però non la potevo perdere in questa occasione, perché quello io lo do per scontato la battaglia, però credimi Vittorio, se noi non riusciamo a rimpadronirci di quella norma, la politica per la sua parte, ma magari Viaggio dovete chiedere conto e ragioni ai sindaci, perché ogni sindaco che può e non attua toglie la possibilità a tante imprese di poter lavorare nel centro storico, e i centri storici sono destinati a crollare, perché nulla ci va ad abitare e alle imprese non ci vogliono costruire che ci volessero costruire.
Quella è stata una norma che l'ho fatta, l'ho pensata, l'ho voluta e approvata dal Parlamento su questa impostazione. Ci tenevo io. Mi scuso con chi non mi conosce, dice ma io so chi è agitato, no, io è il mio modo di affrontare le questioni, però io ritengo che su questa battaglia ci siamo, Presidente, ci siamo, non ci sono dubbi, lì è importante, lo so, qui dentro siamo uguali e la battaglia la facciamo insieme, però chi decide di portarla in commissione è la maggioranza, chi decide di metterla in aula è la maggioranza, sì, è la maggioranza dei capigruppo. Noi siamo pronti, tu l'impegno che puoi prendere è quello di farla portare velocemente in commissione e in aula. È arrivata in aula un disegno di legge che deve dare l'aiuole, non è più importante che una cosa che non la vado a commentare, non è più importante quanto questo. Io assumo l'impegno qui davanti a tutti loro, davanti a te, davanti agli amici nostri, che siccome la maggioranza non c'è, lo sappiamo, noi non usciremo in aula e noi garantiremo numero legale e voto. Per noi, ho detto gli emendamenti, diteci quali sono, no, per noi il disegno di legge, siccome l'hanno fatto loro, per noi il disegno di legge è questo. Quindi se ci sono emendamenti che dobbiamo noi supportare, se ci sono emendamenti che noi dobbiamo supportare, gli emendamenti dovete darceli voi e a me me li dovete dare voi. Qualsiasi emendamento a me arriverà da qualsiasi deputato, io voterò contrario, perché questo lavoro è un lavoro che hanno fatto loro, quindi ci siamo, aspettiamo che arrivi in commissione e in aula e su questa è la cosa più semplice. Ma credete, se noi perdiamo l'occasione, continuiamo a perdere l'occasione della legge approvata nel 2015 sui centri storici, perdiamo l'occasione di creare giovani immediati. Grazie.